Cari nipoti, la Sardegna è terra leggendaria, soprattutto per certe frasi alate, piene di amore nei confronti del proprio prossimo. E una di queste frasi così particolari, non c'è niente da fare, la dobbiamo elencare per forza di cose. Di che parola stiamo parlando? Oh! È Sona di Scallonisi! Sona di Scallonisi. Che cosa vuol dire? Che tu possa applicare suono alle tue parti basse, specialmente ai tuoi testicoli. Letteralmente in italiano vuol dire suonati le... In quale circostanza questo Sona di Scallonisi viene utilizzato? Sicuramente in campo automobilistico viene usata parecchio. Sei in macchina, c'è un traffico della Madonna, il semaforo fatica ad essere verde, esce il verde, c'è uno che rimane fermo e intanto da dietro qualcuno ti suona e, come dire, invece di suonarmi dietro, perché non ti suoni i tuoi batacchi? Oppure quando tu stai chiamando al telefono tranquillamente, sei seduto vicino alla stazione, passa un treno. Sona di Scallonisi! Arisona di Scallonisi! Oppure uno che suona uno strumento musicale, lo suona in maniera raffazzonata, fingendo di mostrare maestria, gli sorridi con circostanza, ma dentro di te gli vorresti dire no, a Sona di Scallonisi. Questa frase eloquente, cristallina, semplice e romantica rappresenta nel lessico, soprattutto cagliaritano, un qualcosa di sfavillante quanto alla rottura di palle di trovarsi all'ora di punta con la macchina, con diverse macchine che ti suonano intorno e ti massacrano i timpani, oltre che romperti i coglioni. Ecco il perché di Sona di Scallonisi. L'utilità di questa frase può essere anche obsoleta, però è un qualcosa che ti esce da dentro. Quando arriva. E fermare una frase così è pressoché impossibile, credetemi. Per cui, cari nipoti, ogni volta che state per suonare un clacson, ricordatevi di tutte le volte che avete dato un Sona di Scallonisi, perché altrettante volte lo avete ricevuto o lo riceverete.